I lupi si stanno diffondendo in tutto il Veneto, arrivano anche a ridosso delle città e delle zone densamente abitate. La convivenza è spesso difficile, visto che quando non trova selvatici da predare, il lupo dedica le proprie attenzioni agli animali da cortile e non disdegna di nutrirsi di cani e gatti. Un tema di grande attualità che presuppone un'approfondita preparazione da parte di chi si occupa fisicamente della gestione dei selvatici. Se ne è parlato a Padova nel corso di un workshop che ha riunito Polizia Provinciale, Carabinieri, Regione e istituzioni per andare a fondo in un argomento estremamente complesso. È una situazione drammatica perché il lupo è in forte espansione, il suo areale si è esteso ormai a grande parte della regione, non solo le zone montane, prealpine, ma anche in pianura, è arrivato praticamente in tutte le province. Questo desta delle problematiche anche non solo nella gestione della specie ma anche nello stesso rapporto di quei lupi confidenti che si avvicinano alle comunità umane e che possono arrecare pericolo e preoccupazione. Che cosa potrebbe accadere se non si dovesse trovare una soluzione? Sarebbe messo veramente a rischio in modo determinante un settore importantissimo come quello di tutto il pascolo, dell'allevamento di montagna, delle nostre malghe che stanno soffrendo drammaticamente da predazioni da lupo. Il lupo non ha predatori, quindi la sua gestione è molto complicata. Sappiamo essere un animale di fatto senza predatori, quindi senza rivali in quello che è l'ecosistema. Ecco perché è fondamentale portare avanti attività come quella di oggi, appunto al fine di stringere sinergie ed alleanze tra istituzioni e territori e essere sempre più efficaci e pronti in questa che è un'importantissima attività che deve essere fatta a tutela dell'agricoltura, a tutela delle attività produttive, a tutela anche della sicurezza dei cittadini. Scopo dell'incontro padovano è di fare sintesi fra i vari soggetti per trovare strategie comuni. Cerchiamo di unire le forze, creare sinergia perché ognuno per le proprie competenze cerchiamo di trovare quegli strumenti di dissuasione per permettere di agire agevolmente e tutelare anche i cittadini stessi.